Con Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, l'abbiamo detto, oggi giornata storica per tutta la provincia, un tema, quello della qualità dell'aria, molto sentito, oggi una sinergia fra enti per arrivare a trovare una soluzione o comunque un programma d'intesa. Sì, oggi è una giornata storica, in un momento in cui le province stanno tornando ad avere delle capacità, noi abbiamo deciso di affrontare di prendere il toro per le corna, come si suol dire, nel senso che primeggiamo purtroppo anche nella qualità dell'aria la provincia di Treviso ed è una delle peggiori sicuramente dell'area padana. Con tutti gli enti attorno ad un tavolo, io credo che oggi possiamo dire che mettiamo in pista un progetto, un programma strategico che ha valenza pluriennale, i cui benefici saranno monitorati sia da ARPAV che da ULSE e non potranno che essere positivi, andando a dare risposte sul tema del riscaldamento, cioè nel riqualificare caldaie a gasolio con caldaie a gas, che produrranno un risparmio ambientale notevole, visto che il 33% degli agenti inquinanti dell'aria derivano dagli impianti di riscaldamento, e anche un risparmio di tipo economico. Quindi io oggi ringrazio tutti coloro che hanno accettato questo invito a sedersi attorno ad un tavolo dalle associazioni di categoria, dal mondo del sindacato, piuttosto che i gestori dei rifiuti, piuttosto che ULSE, piuttosto che ARPA. Credo che un tavolo così composto possa produrre solo una progettualità positiva, e credo che diamo un esempio anche a livello nazionale di che cosa possono fare le province nel momento in cui hanno gli strumenti per ottemperare le proprie competenze fondamentali. Con il dottor Cinquetti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, oggi una giornata storica per la provincia di Treviso, verrà sottoscritto un importante protocollo d'intesa con vari enti per la qualità dell'aria. Ecco, qual è la situazione della provincia di Treviso per questo argomento? Beh, la provincia di Treviso, lo sappiamo, è inserita in un contesto padano in cui la qualità dell'aria effettivamente è all'ordine del giorno di tutte le amministrazioni. Ovviamente la provincia di Treviso ha assunto un ruolo di guida su questo percorso, e le azioni che vengono messe in campo oggi, caratterizzate soprattutto da una spinta alla sostituzione di alcune tipologie di caldaie, sono azioni che l'azienda sanitaria vede con molto favore. Il 20% della nostra salute è determinato dall'ambiente, dalla qualità dell'ambiente nel quale viviamo. Dell'ambiente fa parte la qualità dell'aria, migliorare la qualità dell'aria incide sul miglioramento della salute. Con Giacomo De Luca, presidente Savno, allora sicuramente oggi è una giornata storica, l'abbiamo detto, col presidente della provincia di Treviso, con l'ULSS 2 Marca Trevigiana, ma ci sono anche delle criticità legate a questo fenomeno che riguardano gli aumenti tariffari. Ma è chiaro che questo va a ricadere sulla bolletta dei rifiuti, il 2% in più della provincia. È giusto dire che la provincia di Treviso ha sempre avuto il 3%, mentre tutte le altre hanno già il 5% da un bel pezzo, quindi è corretto quello che hanno fatto. Però il momento è un po' duro per il nostro settore, perché ci sono incrementi notevoli nel settore smaltimento. Per me non tutti sono giustificati, alcuni sono giustificati e altri non sono giustificati, perché purtroppo c'è il monopolio, mancano gli impianti e qualcuno ne approfitta. Io dico che bisogna snellire, dare le autorizzazioni per gli impianti e farne di nuove. Termovalorizzatori, tutti hanno pure di parlarne, ma se non c'è, ci sono nelle grandi città, non capisco perché qui nel Veneto non vogliono darci il permesso di farne uno, non diciamo 1000, uno. La conseguenza è aumento delle tariffe, non per colpa delle aziende come la Savano, come Contarina, che stanno lavorando bene e stanno riducendo i costi. Il problema è che smaltire non si trova, e per smaltire bene bisogna pagare. Questo è un problema grave. Diamoci da fare. Le scoperte su questo settore di smaltimento sono infinite in questo momento. La pericolosità dell'aria non c'è più. Ce l'hanno certificato tutte le varie università, tutti i tecnici ci sono, non solo qui ma anche a Copenaghen e in altre parti, a Vienna, in centro Vienna, in centro a Copenaghen, a Brescia. Quello che abbiamo fatto noi assieme a Veritas a Marghera è ancora migliore.